perché ha fatto perdere occasioni e abbiamo bisogno di un presidente che governi i processi. Noi ci rimbocchiamo le maniche e non vogliamo essere rappresentati da dei lagnoni. Speriamo che vada bene stavolta. Bisogna cambiare, mai mollare. Ti metti uno che ha intenzione di cambiare il sistema, forse succede qualcosa che ti sai e che ti stesso il sistema, non succede niente. Più fondi alla scuola, perché una scuola dove ci sono i container con 30 gradi, con 2 condizionatori accesi al massimo non è accettabile. Dov'è questo? Ad Abano, Abano Terme. Dai, cambiamo il Veneto. Sarò il sindaco del Veneto. Ho un bambino anch'io che si chiama Guido che ha la tua età. Cose possono cambiare. Ciao, grazie! Allora, io credo che sia importante il lavoro, l'occupazione, credo che sia importante il sociale e il sostegno alle classi più fragili e più deboli. E per sbloccare il turnover delle assunzioni, è da 7 anni che non assumono più medici, infermieri. I medici devono tornare ad alzare la testa e ad avere una prospettiva di speranza e fiducia. Questa è la mia sfida. Questa è la nostra sfida. Tanti piatti lavati, qualcuno se ne sfada. Andiamo oltre, siamo un grande partito. In gamba sempre. Ciao! Perché ho i tanti 579 comuni, di essere davvero pronta adesso insieme a voi a governare questa regione. Non possiamo lasciare il sindacato solo. Dobbiamo parlare con il sindacato, perché noi vogliamo un sindacato forte, rinnovato, capace di capire i problemi e tutelare prima di tutto il lavoro. Di fare in modo che il problema dell'immigrazione si risolve al sorgente. Certo. Non potete risolvere il problema dell'immigrazione senza gli strumenti che siamo noi, che avete cresciuto, che avete formato e accompagnato, senza coinvolgerci. Ci crediamo, stiamo lavorando e siamo sicuri che cambierà. Sappiamo che con le donne si vince sempre e si cambia sempre.